Individuato in regione il terzo punto per gli eventuali casi di isolamento da persone contagiate dal coronavirus. È ubicato nel comune di Pasian di Prato, per la precisione nell'area militare esterna alla cittadina friulana, dove la sicurezza, come si dice in questi casi, regna sovrana, ma i particolari ce li spiega il sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo. No, non ci sono casi di coronavirus e anche le procedure che stiamo seguendo per attrezzare quella che è un'area che deve essere dedicata appunto all'isolamento e al trattamento degli eventuali casi che dovessero verificarsi è una struttura assolutamente isolata, si trova all'interno di un'area militare, dell'aeronautica militare, ed è, giusto perché i residenti conoscono la zona, l'ultima palazzina verso Campoformido. Si tratta di una struttura quindi di isolamento e controllo anche militare. Ho fatto un sopralluogo per capire in che condizioni fosse. Devo dire che la struttura è veramente straordinaria perché è un edificio del 2000, ci sono 35 camere, ogni camera può ospitare fino a 3 ospiti, ma verrà attrezzata per un solo ospite, quindi complessivamente verranno trattati in totale isolamento 35 persone. L'area, oltretutto, trattandosi dell'ultima palazzina, verrà ulteriormente fisicamente divisa dalle altre strutture anche militari, e questo crea quindi massima sicurezza anche all'interno del campo militare. In questo momento si sta muovendo l'azienda per i servizi sanitari, la protezione civile, l'aeronautica militare, l'amministrazione di Pasian di Prato, la regione, tutti insieme in collaborazione per riuscire a creare le condizioni per ospitare eventualmente questo centro. Ecco, io volevo anche dire che dal sopralluogo effettuato non soltanto l'edificio è del 2000, ma è stato anche ristrutturato completamente di recente, ha effettivamente tutte le caratteristiche di un ospedale, quindi diciamo è estremamente funzionale, ed è anche una fortuna straordinaria avere strutture di questo genere immediatamente disponibili e non strutture che devono essere in qualche maniera adeguate e con un livello di isolamento così grande e così importante. Noi sappiamo che ci sono dei limiti fisici anche di diffusione del virus, questo ce lo dicono naturalmente i medici, per cui i 2 metri di distanza da eventuali starnuti, goccioline, eccetera, e i luoghi in cui materialmente queste sostanze si depositano, ecco lì devo dire siamo distanti talmente tanto da ogni centro che veramente si crea una condizione ottimale, ed è possibile costituire una comunità che va diciamo verso la cura e la guarigione senza entrare in contatto con nessuno. Signor Sindaco, per qualsiasi dubbio o domande rivolgersi ai medici oppure agli uffici del Comune? Ma diciamo che noi siamo qui ovviamente chiamati ad applicare delle misure che ci sono arrivate dal Ministero della Salute e dalla Presidenza della Regione e dalla Vicepresidenza della Regione, quindi è chiaro che abbiamo delle direttive che noi peraltro stiamo applicando con un rigore estremamente alto, per cui tutto ciò che è di competenza pubblica in questo momento si sta attenendo ai criteri di prevenzione più stretti. È una scelta, nel senso che non c'è nessuna, in questo momento non pandemia, non c'è neanche un caso di contaminazione, però riuscire in qualche maniera a prepararsi ad eventuali situazioni di questo genere secondo me è importante, tant'è vero che noi il giorno 28, quindi fra pochi giorni, ci sarà il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale verrà svolto a porte chiuse, è un evento assolutamente straordinario perché il testo unico degli enti locali prevede la pubblicità ovviamente della seduta, e la seduta verrà completamente registrata e messa a disposizione per tutta la cittadinanza sul sito comunale, per cui garantiamo la possibilità alla cittadinanza di avere accesso a tutti i lavori consigliari, ma non creiamo un momento di aggregazione laddove basta una sola persona per creare poi purtroppo un focolaio. Quindi quello che vogliamo cercare di evitare è proprio questo, che primo si vengano a creare dei focolai, secondo in caso di situazione episodica questa possa essere trattata isolando il soggetto da tutti gli altri in strutture attrezzate.